anche se in questi giorni diciamo il tempo è stato piuttosto brusco, diciamo sta piovendo a qualche parte, le temperature si sono abbassate quasi ovunque, comunque potete stare certi che da venerdì 19 ragazzi tornerà ancora più forte il caldo africano, quindi si ribolle di nuovo, quindi è stato solo momentaneamente questa, diciamo, questo momento di pausa, diciamo, estivo, ma da venerdì 19 luglio 2019, ragazzi, si riparte peggio di prima, quindi prepariamoci perché sta per arrivare un'intensa ondata. Ciao Andrei, ciao, sì, figurati. Quindi sta arrivando un'ondata africana, quindi ragazzi, dal 19 in poi la temperatura andrà ogni giorno aumentando, quindi sarà il finale di questo mese proprio bollente, quindi già si dicono che ci saranno serate afose, le solite cose diciamo che ci stanno in effetti, quindi sarà in tutta Italia, quindi non è che a una parte farà fresco, un'altra parte farà caldo, no, farà caldo quasi ovunque e quando dico ovunque del meteo dal 19 in poi ribollerà tutto, in effetti ci sarà caldo esagerato dappertutto, quindi questi giorni che ci sono state le piogge, diciamo questo abbassamento di temperatura è stata solamente una cosa momentanea, quindi da venerdì si ritorna a viaggiare sui 43-44 gradi pure, quindi si riparte con l'estate, anche se si sapeva che questa era solo una cosa passeggera, quindi ragazzi attendiamoci altre sudate, altre nottate pieni diciamo di umidità e quindi diciamo sarà notti afosi ovunque, quindi purtroppo stiamo ancora a metà estate e quindi è giusto che sia così anche. Speriamo che non sia troppo umido così non dobbiamo sudare. Quindi ragazzi, da 19 luglio si riparte con diciamo con questa ondata africana e quindi mettetevi l'anima in pace per chi non ama il caldo, perché si torna a viaggiare sulle bolle africane. Invece chi è amante del sole starà nel suo, quindi può star certo che arriverà. Quindi ragazzi vi auguro una buona giornata e che Dio ce la mandi buona per questa ondata di caldo che arriva. Quindi la verità oggi si sta bene qui a Salerno, non piove, non c'è sole, però si sta fresco. Quindi da venerdì ciao ciao. Ciao Silvia, ciao. Quindi ragazzi buona giornata a tutti e da venerdì tutti a mare.